Gabriele Capoccia e sono un tecnologo dell'INFN di Perugia. Allora, io sono un ingegnere meccanico e mi sono formato prima all'Università dell'Aquila e poi ho conseguito la laurea magistrale all'Università di Modena nell'aprile del 2019. Da lì ho lavorato nel laboratorio di costruzione di macchine del Dipartimento Enzo Ferrari dell'Università e collaborando con le principali case automobilistiche europee ho potuto fare esperienza su l'analisi e lo studio di componenti meccanici. In particolare ho maturato esperienza nelle analisi agli elementi finiti, questo strumento che consente di guidare la progettazione meccanica attraverso delle simulazioni dedicate. In particolare ho fatto analisi di tipo meccanico, quindi alla ricerca di campi tensionali dei componenti, anche analisi termiche, analisi termomeccaniche, quindi l'unione delle due simulazioni separate, analisi sulla fluidodinamica, sulle vibrazioni, analisi multibody e fino ad arrivare ad analisi anche a fatica, quindi di componenti sollecitati da carichi ciclici che sia a basso numero di cicli che ad alto numero di cicli possono subire dei fault, dei danneggiamenti, e questo attraverso le simulazioni è possibile guidare la progettazione affinché il pezzo, il componente risulti idoneo a quello che ci si aspetta, ai target di progetto. Ecco. Quindi ho maturato esperienza nell'ambito dell'analisi di componenti e praticamente della progettazione di componenti meccanici. Quando mi sono imbattuto nel progetto ET, quindi nel progetto di questo nuovo rivelatore di onde gravitazionali, ha un po' risvegliato in me un interesse sopito che ho coltivato a margine del mio percorso universitario sull'universo e la possibilità di poter lavorare su un progetto di così ampio respiro, di così larghe vedute, in special modo sulla detection delle onde gravitazionali, che sono un qualcosa di teorizzato da Einstein, ormai misurabile con le nostre tecnologie, seppur con qualche difficoltà. È per me estremamente stimolante, è un qualcosa che mi incuriosisce e in particolare poter andare a misurare un qualcosa di infinitamente piccolo, complicato, sfruttando e migliorando le tecnologie che abbiamo a disposizione e che nel futuro riusciremo a sviluppare. Questa è stata un po' la molla che mi ha spinto a cercare di entrare nella collaborazione e fortunatamente sono riuscito ad entrarci ed eccomi qua. Sto lavorando al momento nel progetto ETIC, che come sappiamo è un progetto di larghe vedute, ad ampio respiro a livello nazionale, propedeutico allo sviluppo e alla costruzione futura dell'Einstein Telescope, ed essendo io della sezione di Perugia sto lavorando in particolare alla realizzazione della Facility Chaos, che sarà un laboratorio che vorrà essere un laboratorio di livello internazionale, all'interno del quale poter testare e sviluppare le tecnologie di vuoto, di isolamento sismico, di elettronica, di controlli utili, tutti i componenti, tutta scienza, tutta componentistica utile per le applicazioni future nell'Einstein Telescope. Al momento, essendo io un ingegnere meccanico, mi sto occupando all'interno di questo progetto Chaos
dello studio degli apparati da vuoto, della caratterizzazione di componentistica da vuoto e diciamo nel prossimo futuro dovrò curare un po' l'impiantistica del vuoto e l'impianto, diciamo, eseguire, aiutare nella progettazione degli isolatori sismici, quindi dei superattenuatori che troveranno campo, che troveranno spazi di applicazione e di studio all'interno delle torri da vuoto in ultra alto vuoto che troveranno posto nel laboratorio di Perugia.